Buonasera, l'ospite di questo nostro approfondimento settimanale, il dottor Vittorio Messina, che ringraziamo per la sua disponibilità. Vittorio Messina è presidente regionale di Confesercenti, nonché presidente nazionale di Assoturismo. Ecco, presidente, due cariche sicuramente tosti, impegnativi, che però le danno il quadro e la misura di ciò che è l'economia nazionale e di ciò che è anche il risvolto della nostra Sicilia, una Sicilia che, secondo il mio punto di vista, ma lei sicuramente è il polso della situazione, va sempre indietro. Allora, ma prima di entrare nel dettaglio della Sicilia, parliamo di questo incarico nazionale, di Assoturismo, che mi sembra, chiaramente anche Confesercenti non è da meno regionale, però ecco, diamo prima un respiro nazionale alla nostra intervista. Ecco, Assoturismo è diciamo, la branca di Confesercenti che racchiude tutte le aziende di Confesercenti del settore turistico, per cui chiaramente lei è al polso della situazione da Bolzano a Lampedusa. Sì, non so se ho il polso reale della reale situazione. Grande, purtroppo un'analisi. Sì, no, sicuramente posso fare il confronto tra quella che è la realtà della nostra Sicilia, quindi del settore turistico in Sicilia, rispetto al resto d'Italia. L'incarico che ho mi porta a girare le fiere, le borse e soprattutto avere, ecco, i dati un po' di tutti, disaggregati un po' di tutte le regioni d'Italia. Il dato che emerge è che proprio il comparto del turismo è certamente il comparto in salute in questo momento e direi quasi l'unico comparto in salute. Tutti gli altri comparti tradizionali, dal commercio all'artigianato al settore terziario, presentano tutti un segno meno, e quindi come saldo tra natalità e mortalità delle imprese, mentre l'unico segnale positivo che esce fuori da questo mondo dell'economia italiana è legato al mondo delle aziende del turismo. E lì si innesca veramente un ragionamento complicato perché dobbiamo fare un piccolo passo indietro, sottolineare come lo sviluppo economico di una terra lo fanno le imprese e quindi gli imprenditori, però le condizioni affinché questo avvenga, quindi le precondizioni le scrive la politica. Ecco, lì siamo carenti, e siamo carenti a livello nazionale, perché è come se ancora a livello nazionale la politica non si fosse resa conto dell'importanza del comparto turistico in termini di sviluppo economico della terra Italia. Nei prossimi 4 anni viene stimato un potenziale relativo all'occupazione di 450.000 nuovi posti di lavoro. 450.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi 4 anni significherebbe che l'intero settore del turismo, che oggi rispetto al totale degli occupati occupa il 10%, arriverebbe al 16%. Già oggi la Grecia invece nel settore turistico addirittura arriva al 23% di occupazione, la Spagna al 22%. Questo ci dà la misura di quanto ancora siamo indietro e di quanta formazione e specializzazione occorre fare nel mondo del lavoro, soprattutto specializzazione nel mondo del lavoro del turismo. Diversi alberghi anche qui ad Agrigento incontrano difficoltà nel trovare il bagnino, e parliamo della Sicilia. Noi qui non cerchiamo maestri di sci, ma cerchiamo dei bagnini. Quindi dobbiamo avviare un'attenta azione di formazione nei confronti delle nuove generazioni, proprio per poter fare questa attività turistica nella giusta maniera, nel giusto modo professionale. Non possiamo più inventarci operatori del mondo del turismo, dobbiamo poter far leva su delle generazioni di persone che siano formate proprio per fare ciò. Uno per tutti, il gap che dobbiamo sicuramente colmare è quello delle lingue. Qui ancora siamo molto carenti per quanto riguarda la conoscenza delle lingue, che è la prima cosa per poter fare certamente turismo. Poi i problemi ce ne sono tantissimi in questo settore, l'altro è certamente legato alla piaga dell'abusivismo.
la piaga dell'abusivismo che crea non solo una concorrenza sleale, ma crea anche delle riflessioni legate a delle zone grigie. Basti pensare all'extraalberghiero, B&B, case albergo, case vacanze. Ecco, lì dove non sono, voglio dire, disciplinate, proprio perché c'è una zona grigia, una mancanza di normativa ad hoc per questo settore, ecco lì si creano dei problemi non solo di concorrenza sleale, ma anche di condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza. Io ricordo sempre la tragedia che capitò in un B&B a Trapani, quando morirono 2 turisti toscani per l'esalazione da una canna fumaria. Ecco, questo è purtroppo un esempio tragico che però dà la sensazione della certezza che vi è in questo settore. Occorre intervenire normativamente e occorre anche intervenire eliminando questa piaga dell'abusivismo che tanto problema crea. Mi viene da fare una piccola riflessione, dico, un settore così importante, trainante, come diceva lei, del turismo, non ha un Ministero del Turismo. Questo è un'altra tragedia. È un dipartimento creato all'interno del Ministero delle Politiche Agricole. Quindi, diciamo, siamo in contrasto, anche a livello vertigistico, insomma, la mente non ha un braccio operativo che è quello di un Ministero, per cui dico, prima c'era, poi lo hanno tolto. Nello scorso governo era un Dipartimento dei Beni Culturali. In questo governo è un Dipartimento delle politiche dell'agricoltura, ma ancora non è partito. Il dirigente del Ministero è stato nominato proprio una settimana fa. Quindi noi siamo in ritardo, ma siamo veramente in maniera eclatante in ritardo. La cosa più grave è che poi si è dato grande autonomia alle regioni, per cui noi ci siamo trovati in una giungla di normative, perché ogni regione ha ritenuto opportuno darsi delle normative ad hoc, in un campo che, ripeto, è delicatissimo, è l'immagine del paese Italia all'estero, non solo all'interno per quanto riguarda i flussi turistici italiani, ma all'estero. L'Italia è la prima destinazione per quanto riguarda i paesi extraeuropei. Il cittadino extraeuropeo ha come prima destinazione delle proprie vacanze l'Italia. Ecco, noi siamo lì, non siamo purtroppo il primo paese per quanto riguarda i flussi turistici, che questo continua a rimanere la Francia. La Francia rimane la Francia. Noi andiamo dietro, però siamo proprio il primo come destinazione, poi intervengono vari fattori, perché noi abbiamo avviato uno studio, il CST, il Centro Studi Turistici, ha definito secondo una sua ricerca che influiscono una serie di problematiche nella scelta del paese, ad esempio la delinquenza, per cui spesso il far passare dei messaggi che non siano veramente corretti o ingigantire determinate situazioni, ecco, questi sono tutte cose che hanno dei ritorni negativi per quanto riguarda i flussi turistici, specialmente quelli che vengono da fuori Italia. Il 2017 è stato un anno boom per quanto riguarda le presenze, dovuto a una serie di fattori, voglio dire, anche contingenti. C'erano gli attentati, i paesi del Nord Africa erano in crisi, per cui i numeri era facile farli. La scommessa era quella di cercare di mantenerli. Non ci siamo proprio riusciti al 100%, perché già nel 2018 abbiamo segnato un piccolo calo a livello di presenze. Nel 2019 proprio questo ponte che avviene sia di Pasqua sia del 25 aprile già segna un più 2,1% di presenze, cosa che ci fa ben sperare per quanto riguarda la prossima stagione estiva. C'è da lavorare sotto tanti punti di vista. Parlavamo dell'abusivismo, parlavamo della formazione necessaria, dobbiamo e dovremmo ancora parlare della tassazione, cioè un'attenzione particolare a questo comparto, con un po' di detassazione per quanto riguarda soprattutto i dipendenti. Noi abbiamo rispetto ai paesi europei mediamente il 51% in più delle tasse che paghiamo sui lavoratori dipendenti. Ecco, un po' di detassazione
un'innovazione da questo punto di vista gioverebbe tanto veramente. Ci sono poi dei settori veramente stranissimi, ad esempio i camping e gli stabilimenti balneari. Gli stabilimenti balneari pagano un'IVA al 22%, nel resto d'Europa è al 10%. Ecco, questo non fa altro che determinare una concorrenza sleale all'interno della stessa comunità economica europea. Allora, bisognerebbe mettere mano al comparto turistico, quindi all'intera filiera del turismo in maniera molto organizzata. Quindi diciamo a livello nazionale forse non è stato recepito questa possibilità che questo settore è così in espansione, perché mi sembra che la politica regionale delegata alle regioni, cioè la politica nazionale del turismo, come diceva lei, delegata alle regioni, mi sembra un po' fallimentare, perché abbiamo visto ad esempio quelle famose organizzazioni create, dei famosi distretti, no? Si ricorda il distretto turistico, qui abbiamo quello Valle dei Templi, ma non voglio, cioè dico, un fallimento totale, insomma i distretti poi non sono partiti, la politica regionale del turismo mi sembra che non sia particolarmente presente, se non in qualche fiera internazionale dove magari, ecco, bisogna andarci perché magari le aziende prestano, per cui sì, c'è tanto da fare, lo dicevamo poco fa in termini di formazione. Allora, il turismo è la famosa gallina dalle uova d'oro, ma anche in termini, voglio dire, di ritorni economici, la tassa di soggiorno. Ci sono comuni che incassano a livello di tassa di soggiorno, come il comune di Roma, voglio dire, è l'esempio, la città certamente, una delle città certamente più visitate assieme a Venezia e a Firenze, ma incassa tra tassa di soggiorno e tassa di stazionamento 500 milioni di euro. Quindi è significativo il però flusso. vediamo che a Roma, insomma, ci sono sempre le buche nelle strade, i topi, cioè dico, questi soldi che entrano E questo è il problema. non vengono adeguatamente investiti nell'immagine generale della città. Eh sì, perché la politica... Cioè la gente va a Roma più per, diciamo, perché insomma a Roma è Capodimundi, sono una serie di fattori turistici attrattivi, però dico, cioè a livello di accoglienza non mi sembra che Roma, insomma, sia tra le prime, insomma, cioè, di qualità della vita, insomma, tutta una serie di elementi che dovrebbero contribuire ad attrarre il turista. Eh sì, perché la tassa di soggiorno, visto che ne parliamo, è una tassa di scopo, quindi dovrebbe essere, i proventi dovrebbero essere investiti non prevalentemente, ma esclusivamente per migliorare le condizioni turistiche, non di Roma, ma di tutte le città laddove questa viene applicata. E siamo sempre lì. Probabilmente la politica ancora non ha la giusta considerazione del comparto turistico e di quello che rappresenta e può rappresentare il turismo per lo sviluppo economico del sistema Italia. Ritorno all'inizio, l'unico comparto che segna un segno positivo è il turismo, sono le imprese del comparto turistico. Allora non consideriamo queste imprese come una sorta di bancomat per cui, da cui attingere quando occorre trovare immediatamente dei fondi. Noi dobbiamo porre in essere una programmazione, ma una programmazione seria che superi quella che è l'organizzazione regionale in tema di turismo. Noi abbiamo più volte, tutte le associazioni di categoria, abbiamo sollecitato necessariamente nuovamente l'istituzione del Ministero del Turismo proprio per mettere ordine, proprio per sottolineare, per lanciare quasi un grido di allarme nel dire scusate, questo comparto dalle 1000 opportunità e veramente dalle 1000 opportunità anche economiche, sì, va regolamentato e va veramente organizzata in maniera strategica, mediante un'azione, devo dire, sinergica tra azione governativa e azione dei governi locali, delle amministrazioni locali. Finché queste due entità non dialogano e non vanno di comune accordo, ecco, i risultati che possiamo ottenere non saranno quelli che speriamo. Si voleva l'anno scorso, ricordo che ci fu una proposta del ministro Franceschini dei beni culturali
che addirittura si voleva fare un accorpamento fra turismo e beni culturali. Sì. Forse insomma non era, ma poi, è logico, è non logico. era tanto sbagliata la cosa. A mio avviso i beni culturali hanno Sono più turismo, senso rispetto quindi alle politiche beni agricole, culturali sono rispetto alle fattori politiche attrattivi, per cui chiaramente... ma non solo, le città d'arte rappresentano il primo motore di attrazione per quanto riguarda i flussi turistici in entrata. E sì, dovrebbe essere così, perché c'è questa stretta connessione tra i beni culturali e certamente il turismo, l'industria del turismo. Allora, non c'è la giusta percezione di quello che il turismo rappresenta. Io, visto i miei trascorsi da Presidente della Camera di Commercio, faccio sempre una provocazione. Secondo me le Camere di Commercio, che ancora si chiamano Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, dovrebbe essere trasformata in Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e Turismo, sì, proprio per dare la sensazione che l'Italia ha svoltato in tema di turismo, che l'Italia crede nello sviluppo turistico, che l'Italia fonda il proprio sviluppo economico su un grandissimo pilastro che è proprio il turismo. Non vogliamo più sentire parlare di territori a vocazione turistica, di noi che camminiamo su giacimenti di petrolio. Queste sono cose che ormai dovrebbero essere nel DNA dell'imprenditore del turismo e nel DNA del sistema paese. Adesso si tratta veramente di aggiustare, apportare questi aggiustamenti. Cioè è assurdo. Io ho partecipato più volte alla Borsa del Turismo Montano a Trento, ma lì già parlano di turismi di nicchia, del turismo del silenzio, non è possibile avere un'Italia a due velocità anche in tema di turismo. Ancora non riusciamo a far partire e a far decollare la destagionalizzazione in regioni come la Sicilia. Io la scorsa settimana ero in Calabria, a Soverato, e incontriamo le stesse problematiche. In Emilia Romagna invece destagionalizzano, ma già da decenni, e quello che riescono a ottenere con la destagionalizzazione, quindi in bassa stagione, gli serve poi per affrontare nel miglior modo possibile veramente la stagione estiva. Ecco, questa Italia a due velocità anche e soprattutto nel turismo non è accettabile, proprio non è accettabile. Forse noi facciamo leva anche su un turismo enogastronomico rispetto ad altre regioni che magari fanno leva su turismi su cose un po' più particolari, di nicchia, come diceva lei. Ma non solo, la Sicilia ha una serie di siti patrimonio dell'UNESCO che è veramente impressionante, l'Arabo Normanno, ad Agrigento abbiamo la Valle dei Templi, il percorso del Barocco, ma ne abbiamo talmente tanti. Abbiamo non solo quindi questo immenso patrimonio archeologico, paesaggistico, ma anche il patrimonio enogastronomico che veramente fa della Sicilia una terra di punta, e poi è veramente da far cadere le braccia nel non potere, ma questo non perché vogliamo piangerci addosso, non siamo più in queste condizioni, noi abbiamo superato questo periodo dell'assistenzialismo puro, del doversi piangere addosso, siamo nel periodo in cui ci scommettiamo come imprenditori, investiamo, è chiaro, dobbiamo fare un percorso che, ripeto, di formazione, di presentarci, perché il mondo dell'impresa vola, il mondo dell'impresa è veramente, va avanti a una velocità tale da dire che quello che noi, di cui discutiamo stasera, domani sera probabilmente è già superato, però non è possibile che ancora noi incontriamo difficoltà nel parlare la stessa lingua in termini di turismo. La scorsa settimana a Erice ci sono stati gli stati generali del turismo in Sicilia. Sì. Cos'è che è venuto fuori? Insomma, è venuto fuori, innanzitutto era la prima volta che parlavamo di turismo assieme al presidente Musumeci, assieme all'assessore al ramo, in una terra invece in cui ogni giorno
si dovrebbe parlare di turismo, e questo non vuole essere né polemica né tantomeno un richiamo a persone che chiaramente non hanno impegnate nella politica e che non hanno come unica emergenza oppure come unica pianificazione da portare avanti il turismo, però è e deve essere necessariamente una priorità. Noi abbiamo il problema delle infrastrutture in Sicilia, che chiaramente è una palla al piede. È un dramma. Abbiamo il problema, ad esempio, dell'aeroporto di Birgi, che non si sa che fine fa, e quando si chiude un aeroporto o si mette in discussione la vita e il futuro di un aeroporto, e guardate, non si gioca con il futuro di imprese che in quel territorio hanno fatto e hanno investito, si sono sviluppate in relazione, in riferimento a un aeroporto. È troppo facile dire adesso gli slot si chiudono, adesso l'aeroporto si chiude, perché ci sono degli interessi che fanno capo all'aeroporto di Palermo piuttosto che all'aeroporto di Catania. Ecco, difendiamo un attimino anche un territorio che probabilmente bastava un solo aeroporto in Sicilia posizionato nel centro, ma probabilmente sono troppi quelli che ci sono, ma adesso che ci sono... Ho sentito che c'è addirittura un grosso imprenditore che vuole investire su proprio giorni fa sentivo questa notizia, che c'è un grosso imprenditore che vorrebbe investire in una struttura portuale a Enna, perché cioè con fondi privati, senza nulla ma io rifletterei, chiedere evidentemente ci vede, ha preso il risco. Io rifletterei più sul modello spagnolo. La Spagna gestisce aeroporti e li fa gestire da una sola società di terra, di servizi di terra, e questo consentirebbe indifferentemente di poter appoggiare voli su Trapani piuttosto che su Palermo, se la società che gestisce i servizi di terra è la stessa. Non si farebbero, tra virgolette, concorrenza tra di loro, non si farebbero concorrenza a livello di flussi di passeggeri. Ecco, lì e quindi potrebbero utilizzare uno scalo più per i voli nazionali, per i charter, piuttosto che una diversificazione. Esatto, insomma. però senza quella necessaria, voglio dire, concorrenza che invece si viene a determinare nel caso in cui, come avviene in Italia, ogni aeroporto, sia piccolo che grande, ha la sua società di servizi di terra. È chiaro che occorre affrontare questa situazione, perché sul turismo croceristico, ecco, non tutti i porti principali della Sicilia sono pronti il caso eclatante è il porto di Porto Empedocle, che dovrebbe essere il porto della Valle dei Templi, e sugli aeroporti viviamo questa stagione di forte crisi, soprattutto per quanto riguarda Trapani, che per la verità aveva dato, soprattutto con la compagnia irlandese, aveva dato dei numeri di grande soddisfazione al territorio, facendo veramente svoltare dal punto di vista dei flussi turistici quella provincia. E abbiamo la necessità di avere un collegamento a livello di strade ferrate serio. Cioè, è assurdo che l'alta velocità si fermi ancora a Salerno e che adesso è stata prevista fino a Bari. Cioè, l'Italia non si ferma lì, l'Italia è lunga e sicuramente deve necessariamente attraversare le Calabrie e la Sicilia. Un collegamento che non sia probabilmente di alta velocità ma veloce è necessario. Noi non possiamo pensare. Ma anche in Sicilia chiaramente? No, necessariamente. Anche in Sicilia abbiamo le strade bloccate, vediamo l'Agrigento Palermo, l'Agrigento Caltanissetta è fermo per via del fallimento della CMC. Si dice che i cantieri sono ripartiti. Io sono la faccio 3 volte a giorni settimana. fa a Palermo e non mi è sembrato che ci sia qualcosa. A proposito di aeroporti, ho visto che il Presidente della Regione ha dato un indirizzo sull'aeroporto di Catania, che a quanto pare è entrato nella società di Comiso, perché vuole usare Comiso come per via, insomma, come aeroporto alternativo a Catania, anche perché Catania spesso vediamo che c'è il problema dell'Etna, del fumo, per cui questo mi sembra una buona iniziativa. Ecco, perché non si può fare la stessa cosa con Palermo? Ecco, questo forte dualismo che è sempre esistito tra l'aeroporto di Catania e l'aeroporto di Palermo, come se fosse solo. Io penso che ci può essere spazio per tutti, potrebbe essere anche
una buona, dico, prendendo spunto da questa iniziativa Catania-Comiso si potrebbe anche utilizzare Palermo-Trapani. Ma l'idea avanzata dal governatore Messinacci è stata proprio questa di far gestire alla società dei servizi di terra di Palermo anche Trapani, però superando i dualismi che sono proprio sono proprio caratteristica della nostra terra. Cioè si dovrebbe andare secondo il modello spagnolo con un'unica gestione magari di tutti gli aeroporti siciliani. Esatto, avendo presente lo sviluppo turistico, avendo presente che questi aeroporti devono essere a servizio essenzialmente dei flussi turistici. Infatti. Cioè se noi proprio in questo periodo di fuliggine e di cenere che arrivava dall'Etna, si partiva da Catania e in alcuni casi si atterrava anche a Comiso, però poi da Comiso a Catania collegamenti non ce ne sono. Completamente. E allora non possiamo pensare di fare sviluppo così. Volevo dire anche un'altra cosa, Presidente. Io giorni fa ho accompagnato mia figlia a Comiso, perché ho una figlia che lavora a Milano, per cui ogni tanto viene quando riesce a trovare qualche biglietto a buon prezzo, se no dico anche lì i costi aerei sono esorbitanti. Specie da Milano sono esorbitanti. Ci vogliono almeno 400-500 euro per una persona venire. Si fa forse prima andare a New York con un biglietto di 500 euro che da Milano a venire qua. Ecco, allora facevo questo ragionamento. La strada che da Agrigento porta a Comiso è la strada che io facevo quando avevo 5 anni, che certe volte andavamo a Vittoria, andavamo a trovare qualche parente a Ragusa. Cioè la strada di 50 anni fa. C'è una strada statale, ancora se noi andiamo a Licata, c'è quella curva a gomito dove c'è la casa ANAS sopra, pericolosissima. Cioè è mai possibile, dico, che in 50 anni tanti governi nazionali e regionali non hanno mai pensato anche di, non dico di fare l'autostrada, giusto, ma di ammodernarla, allargarla un poco. Per cui dico, il turista che viene si vede ancora queste strade vecchie, superate, non c'è un collegamento ferroviario. Dico, uso Comiso per dire anche perché a Trapani non è che uno prende il treno e va all'aeroporto di Trapani, ci sono ancora i mezzi pubblici finché per fortuna, però dico le strade sono bruttissime, qui com'è che il turista arriva e viene invogliato a restare anche qualche giorno in più? Questo è un problema serio. Ecco, voi come Confesercenti, come Assoturismo, che azione di stimolo svolgete nei confronti sia del governo nazionale che nei confronti del governo regionale? Ma lì devo dire, questo è purtroppo un dato di fatto, non solo a livello di collegamenti con gli aeroporti, ma come ben diceva lei è legato anche al flusso del turista che necessariamente in Sicilia deve muoversi in macchina, e quando ha l'infelice idea di muoversi dal lato di Siracusa, voglio dire, penso che decida, dopo aver fatto la Siracusa-Agrigento, di non venire mai più in Sicilia, perché veramente è un percorso dai tempi drammatici. Sì, ci saranno dei bei paesaggi, però voglio dire, nel 2019 non se sono ci mette 2 ore per andare a Comiso, cioè, non è pensabile. E sì, noi lì, e devo dire assieme anche alle altre associazioni di categoria e anche ai sindacati che si sono intestate delle vere e proprie battaglie per cercare di colmare questo gap infrastrutturale. È difficile, è pesante, ma già è difficile essere ascoltati. Questo governo, almeno abbiamo visto parecchie volte, un paio di volte, il ministro venire a vedere i cantieri, venire lo Stato. Ora no, quello che verrà fuori non lo so, penso non verrà fuori nulla di diverso. Si era parlato che voleva dare le strade statali all'ANAS, quelle provinciali. Sì, come non è stato adesso, io penso che, ripeto, e qui l'Italia a 2 velocità proprio viene a mostrarsi in tutta la sua plasticità. Proprio qui siamo veramente all'anno zero, con una disattenzione sia dal livello dal governo nazionale, un po' meno dal governo regionale, ma dal governo nazionale, che veramente la dice tutta. E ripeto, l'alta velocità adesso si fermerà a Bari, ma non prende in considerazione per nulla, cioè fare Trapani-Siracusa col treno, voglio dire, non la si può fare, ma se la si dovesse fare si impiegherebbe non meno di 10 ore. Ma fare anche Agrigento-Catania in treno è un'esperienza
esperienza biblica. E parlare di turismo in queste condizioni è veramente da eroi, voglio dire, è da eroi. Ma non, ripeto, per piangersi addosso, affatto, ma proprio perché uno pensa alle possibilità e alle opportunità che il turismo darebbe a questo territorio se solo ci fossero le condizioni minime, non le massime, le condizioni minime a livello di infrastrutturazioni materiali, ma anche materiali, ma soprattutto materiali. Veramente fa rabbia perché siamo comunque in un territorio dove la disoccupazione giovanile è a 2 cifre, quindi dovremmo far di tutto per cercare di creare nuova occupazione, per cercare di creare sviluppo, e poi veniamo fermati Presidente, da 8 semafori in una strada statale. Sì, quello da Agrigento terribile. Tornando al ragionamento iniziale di 400.000 persone che potrebbero trovare occupazione. Allora, parliamo dalle scuole, giusto? Dovrebbero essere loro a svolgere questa azione di indirizzo, di formazione, le scuole, quindi i nuovi adulti, no? I giovani che dovrebbero intraprendere queste specializzazioni. Però avvertiamo che spesso si parla poco di turismo, ci sono poche scuole di turismo, forse non so, qualche scuola a indirizzo turistico, quindi dico è da lì che dovrebbe arrivare la specializzazione e poi come diceva lei, formare anche le figure. In questo senso i corsi di formazione, anche da quello che vedo, non è che offrano molte chance per il settore turistico. Lo sviluppo. Quindi su giovane, insomma, lo sviluppo turistico. Quale può essere? Ecco, io dico, il giovane sì, si deve impegnare, ma le istituzioni devono anche indirizzare il giovane verso un settore, come diceva lei, che è in fortissima espansione. Ma lo sviluppo economico di una terra passa attraverso l'aumento dimensionale delle imprese e l'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica lo fanno le scuole, lo fanno le università, lo fanno i giovani. Sì. Quindi la sfida è una sfida culturale che è relativa alla formazione di quelli che saranno i futuri addetti a questo comparto del turismo. C'è da lavorare. Noi siamo stati ricevuti la scorsa settimana dal ministro Centinaio, politica che ha la delega al turismo, e ci siamo lamentati. Io ho grande considerazione del mondo della scuola, dei professori, degli insegnanti e dei presidi che fanno tantissimo. Poi loro hanno le mani legate perché hanno dei programmi ministeriali e hanno dei percorsi ministeriali dai quali non possono allontanarsi o discostarsi. È chiaro che se noi diamo un'occhiata a questo, ci accorgiamo come gli istituti turistici, Dio santo, lasciano, rispetto a quello che poi è il mondo del lavoro, attenzione, rispetto a quello che è il mondo del lavoro, lasciano molto a desiderare rispetto ai programmi che il Ministero ancora oggi prevede per questo corso di studi. L'alberghiero, al di là del corso cucina, dove escono chef, dove escono tutti gli addetti alla cucina, che veramente fa grande il nostro paese a livello di cucina, lascia anche questo a desiderare. Ripeto, non per quanto riguarda la formazione che gli insegnanti danno ai giovani, ma soprattutto per le materie, soprattutto per i programmi, che sono programmi vecchi. E proprio lì noi siamo riusciti a ottenere addirittura la creazione di 3 istituti, di un istituto sperimentale su 3 sedi, uno a Milano, uno in linea di massima a Roma e un altro a Palermo. 3 istituti che avranno un programma, dei programmi ministeriali che verranno suggeriti dalle associazioni di categorie proprio per essere aderenti a quelle che sono le esigenze del mondo dell'impresa. È assurdo pensare che ci siano giovani che hanno appena diplomati, ad esempio nel corso all'istituto alberghiero, corso del ricevimento, e poi magari non sanno utilizzare bene il computer o i programmi che sono, diciamo così, che poi in linea di massima sono semplicemente 2, i programmi che ci sono praticamente nell'attività
pratica dell'alberghiero. Ecco, lì ci stiamo scommettendo, abbiamo, devo dire, lì trovato un ministro che è stato molto attento, abbiamo già fissato un incontro con il ministro della pubblica istruzione proprio per far sì, se ci riusciamo, già il prossimo anno scolastico, far partire il primo di questi istituti in via sperimentale e mettere mano anche all'alternanza scuola-lavoro. Un progetto importantissimo, le Camere di Commercio hanno come obiettivo primario proprio questi progetti di alternanza scuola-lavoro, spesso non vengono attuati nella giusta misura, spesso sia le scuole sia le aziende che ospitano questi corsi di alternanza scuola-lavoro sembra quasi che debbano adempiere a questi crediti in modo tale che sia un obbligo per poter ottenere ai ragazzi i crediti. No, questa è un'occasione, deve diventare un'occasione. Anche se devo dire, scusi se la interrompo, spesso questi corsi di alternanza scuola-lavoro sono fatti male, perché sono forse strutturati e pensati per il nord, nel senso che nel nord ci sono grosse aziende, grossi stabilimenti, invece nel sud queste grosse realtà non ci sono, perché quando tu devi impegnare una classe di 20 persone, insomma non abbiamo noi una struttura penso insomma mediamente che può badare a 20 persone, dovrebbero essere strutturati in piccoli gruppi magari di 3-4 persone che in un'azienda come le nostre, che sono particolarmente insomma piccole, medie e a conduzione familiare, possono dedicarsi maggiormente. Scusi se mi sono questo perché spesso io ho fatto un'esperienza con un corso d'alternanza, venivano 20 persone, poi alla fine insomma, i veri interessati erano sempre 6-7, perché altri, quindi l'alternanza dovrebbe essere fatta secondo me proprio a persone interessate a migliorare, ad aumentare le proprie capacità cognitive, a farne di questa esperienza un'esperienza di vita che un domani può servire nella vita. Sì, qui ci vuole una stretta collaborazione con il corpo docente, perché il ruolo lo deve svolgere proprio il docente, che deve, prima di portarli nelle aziende, far comprendere agli studenti che non andiamo semplicemente a conquistarci il credito formativo che ci occorre, ma andiamo proprio a fare una prima esperienza, tra virgolette, lavorativa, e quindi approcciarsi nel giusto modo. Soprattutto con gli istituti alberghieri abbiamo notato, e non solo noi aziende ma anche le scuole, che anche gli studenti diciamo più svogliati, se così si possono definire, o più distratti, diciamo, più distratti magari nelle materie curriculari che svolgono, che svolgono a scuola, nel campo pratico, nel campo operativo, in cucina piuttosto che nel ricevimento, si trasformano e diventano attentissimi, pronti per. Questo cosa vuol dire? Che se noi riusciamo ad attirare l'attenzione, e lì è facile perché se fanno cucina io li porto in una struttura alberghiera, dentro la cucina è il loro mondo, è la loro attività, ecco che non solo suscitiamo interesse, ma riusciamo a cogliere nel segno di quella che deve essere la vera attività del progetto alternanza scuola-lavoro. Io sono stato diversi anni in commissione per la valutazione dei progetti alternanza scuola-lavoro come Uncamere nazionale. Ho visto dei progetti di alternanza scuola-lavoro che si limitavano a portare una classe nei pensionati, diciamo così, e far passare qualche giorno agli anziani lì ricoverati. Un'azione meritoria dal punto di vista sociale, eccezionale, che i giovani dovrebbero, indipendentemente dal progetto di alternanza scuola-lavoro, fare comunque, lo dovrebbero fare tutti, però poco è attinente a quello che è e che deve essere il senso dell'alternanza scuola-lavoro. Ci sono delle aziende che devono registrarsi in un apposito registro, delle aziende che devono accogliere gli studenti per fare questi progetti, cioè sulla carta è eccezionale, dobbiamo renderlo eccezionale anche poi nella pratica, in modo tale che il giovane possa avvicinarsi al mondo del lavoro, capire quanto può essere difficile e difficoltoso lavorare,
lavorare, ma quanto è bello il mondo, è entusiasmante il mondo del lavoro, perché lo diciamo sempre quando andiamo, ecco, a spiegare i corsi di formazione, corsi sia di formazione sia di alternanza scuola-lavoro. A scuola il professore puoi anche sbagliare un'interrogazione, ma il professore una seconda possibilità normalmente te la dà. Il mondo del lavoro la seconda possibilità spesso non te la dà. Ecco, con i progetti di alternanza scuola-lavoro, questo noi dobbiamo trasferire ai giovani. I giovani sono la nostra speranza. Parlavamo di quel salto, di quel balzo culturale in avanti che dobbiamo fare. Dobbiamo tenere accesa questa fiamma della cultura. Io devo dire una cosa a proposito delle due Italie. Noto che fino a qualche anno fa c'era più vivacità di iniziative, si parlavano di tante cose, di turismo, di nuove possibilità di impiego, insomma vedevo che insomma, anche la città, il nostro territorio, è chiaro che noi parliamo del nostro territorio. Ultimamente, Presidente, ho notato che c'è una flessione, non si parla più, non si dibatte, insomma vedo che c'è poca partecipazione, pochi stimoli, eppure dico ci sono tante iniziative nuove messe anche a disposizione da parte dello Stato, questi nuovi finanziamenti di Invitalia, le start-up, però vedo che insomma non c'è non se ne parla, ecco, non c'è un grande interesse, invece bisognerebbe andare secondo me nelle scuole, nelle associazioni di categoria, il vostro anche compito. Si parla spesso di tematiche nazionali, vediamo che insomma, su problematiche chiaramente più sociali e meno verso l'occupazione, verso la creazione di nuove idee, nuove imprese. Perché? Ma come una sorta di rassegnazione. No, è una sorta di rassegnazione. Di apatia. Lei in questi ultimi la anni, definisce insomma. Una flessione, io la definirei una discesa verticale, addirittura vertiginosa. Scontiamo una serie di situazioni, i nostri genitori a noi non trasferivano le stesse ansie di vita, le stesse ansie di vita non solo lavorativa, economica, ma anche sociale, che noi purtroppo, vuoi non vuoi, siamo stati costretti a trasferire ai nostri giovani. Questo cosa ha determinato? Ha determinato che noi abbiamo creato una società di giovani veramente brillanti, di ragazzi che hanno studiato, di ragazzi formati, di ragazzi laureati, che poi nel migliore dei casi, ripeto, nella generalità dei casi, poi cosa trovano? Trovano da fare il call center o quantomeno trovano da fare delle occupazioni a tempo determinato. E allora qui si innesca anche un pessimismo nei giovani, e hanno perfettamente ragione. Già assistiamo a un'Italia a due velocità. La questione meridionale del dopoguerra oggi è di piena attualità, e a differenza del dopoguerra, dove c'era veramente una generazione pronta a scommettersi con una grande voglia di riscatto e di costruire qualche cosa di migliore, oggi questa voglia e questa volontà non si riscontra. Non si riscontra in nulla. Tutte le generazioni che si sono succedute, bene o male, hanno compiuto un piccolo passo in avanti rispetto a chi l'ha preceduto. Noi nei confronti non noi, ma i nostri genitori nei confronti dei loro genitori, e così a ritroso. Noi probabilmente siamo la prima generazione che sarà costretta a fare un passo indietro rispetto anche perché i dati, i numeri dell'economia stiamo vedendo che si parla di stagnazione, insomma, un passo indietro che non, i dati sono negativi, che non è solo economico, ma è anche sociale, soprattutto nel nostro territorio, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi nelle famose agende, così si usa dire, dovrebbe ritornare il problema dello sviluppo del Mezzogiorno, non dal punto di vista dell'assistenzialismo, ma soprattutto dal punto di vista dello sviluppo economico organizzato, sinergico, per portare una terra dalle 1000 potenzialità come quello del Mezzogiorno d'Italia, non dico allo stesso livello del Nord, ma voglio dire quasi come il Nord, perché è indubbio, tutti noi viaggiando e andando al Nord ci rendiamo conto di come lì
il problema non dico sia risolto, ma si sta velocemente uscendo da questa crisi. Noi siamo non in stagnazione, siamo in recessione ed è indubbio che questa situazione, più noi rimaniamo in questa situazione, più male ci facciamo, più le giovani generazioni sono portate ad andare fuori. Adesso si è ritornato a metà degli anni '80, quando si usciva e si andava a studiare nelle università del nord, poi quindi ci fu già un c'è una ritorno spesa di nelle investimento nostre... nella formazione, ma investimento noi ci vendiamo le case perché poi il ragazzo a Milano, a Torino fa le radici a fondo perduto, perché mio figlio che lavora al nord, poi probabilmente, che studia al nord, poi probabilmente troverà occupazione al nord. Quasi quindi investiamo per farli andare a lavorare al nord. Ecco, occorre fare una discussione complessiva che sia non solo economica, ma che sia soprattutto sociale, e che abbia sicuramente come ultimo obiettivo un obiettivo comune. I percorsi possono essere diversi. Allora facciamo tutti un passo indietro, discutiamo, dialoghiamo, affiniamo delle strategie che ci consentano di poter raggiungere questo, che deve essere un obiettivo comune. Io sono d'accordo, ognuno in maniera autonoma alle proprie linee da seguire, le proprie idee da seguire, i propri indirizzi da seguire, però che l'obiettivo sia uno, quello di sviluppare una terra. Presidente, lei parlava di questione meridionale, ma ce n'è un'altra secondo me, più grave, di cui non lo dobbiamo sottovalutare: il federalismo fiscale, la mancanza di risorse che si vuole togliere al sud, la gestione autonoma delle entrate tributarie e fiscali delle regioni del nord. Ecco, questo mi sembra una cosa gravissima, perché se viene a mancare anche questo supporto, credo che ormai, insomma, più di andare in brache di tela, la Sicilia non può. Eh sì, e questo è un problema, è un problema, perché noi... Si danno per scontate determinate cose, ma alla fine significa che la Sicilia avrà meno risorse disponibili. Eh sì, perché le regioni del nord che producono di più, giustamente, vogliono gestire maggiormente noi siamo le loro entrate tributarie. Una regione questa è una cosa gravissima. A statuto speciale, sì, non abbiamo mai saputo utilizzare questa autonomia. Adesso anche le altre regioni avranno limitatamente ad alcune tematiche il federalismo, e questo avrà delle ripercussioni soprattutto in una terra, ma non solo la Sicilia, ma anche le altre regioni del Mezzogiorno d'Italia. Voi non potete a questo punto, dopo averci portato anche in queste condizioni, avere determinato queste condizioni, cioè se il gap infrastrutturale esiste, adesso non potete dirci ora noi mettiamo il federalismo fiscale e ve la vedete voi. No. Noi senza federalismo fiscale siamo stati in grado di poter fare l'alta velocità fino a Napoli. Adesso che lì c'è, ad esempio, lo facciamo sull'alta velocità, lì che adesso ci sono le infrastrutture, adesso c'è una sanità strutturata, adesso ci accorgiamo che è meglio il federalismo. No, non mi sembra che si parta in condizioni di uguaglianza per tutti. Va attenzionato, il federalismo entro determinati limiti ci sta. Se la regione Veneto piuttosto che la regione Lombardia produce un gettito fiscale significativo, è giusto che abbia un ritorno maggiore nella propria regione, ma quel principio di solidarietà che ha animato i nostri costituenti, non di assistenzialismo ma di solidarietà, non può essere perso, non può andare perduto. Vorrei dedicare quest'ultimo scorcio della nostra intervista a due punti. Uno, due strutture importanti che sono state decapitate dal precedente governo Renzi, personalmente non trova la mia approvazione, sono state la provincia e la Camera di Commercio. Cioè la provincia svolgeva un ruolo importante anche nel settore turistico, perché ricordo che le partecipazioni della provincia alle varie BIT, alle varie mostre internazionali, ai vari progetti europei, insomma c'era una certa vivacità, una certa presenza nel territorio, nelle strade che ora sono state abbandonate a se stesse, le strade provinciali, per cui, e la Camera di Commercio, un ente che aveva il suo ruolo. Voi organizzavate tante cose, per cui c'era una presenza, insomma, attiva e fattiva, un'azienda autonoma che veniva pagata
dalle aziende scritte, per cui ecco, dico, sono state due strutture che nel nostro caso la mancanza si è particolarmente sentita, cioè ha impoverito il territorio sotto tutti i punti di vista. Ecco, come Camere di Commercio qual è il futuro, cosa c'è, diciamo, in pentola dopo quello che ha fatto Renzi? Ma io sulle riforme, soprattutto degli enti pubblici, non su questo tipo di riforme, ma sulla necessità che ogni si è decapitato un sistema senza creare l'alternativa. Esatto. Sì, e questo è l'errore grosso, è stato quello di arrivare, ma di tagliare, proprio di entrare a gamba tesa, calcisticamente parlando, non credo che questo accorpamento Agrigento, Caltanissetta, Trapani... Sì, distruggere le province regionali. Attenzione, le province regionali che avevano il capitolo della solidarietà, ma il capitolo delle scuole, il capitolo delle strade provinciali, cioè avevano dei compiti fondamentali che non sono stati assegnati a nessuno, che sono veramente da diversi anni lasciati allo sbando. Le Camere di Commercio, le Camere di Commercio sono state accorpate, quella di Agrigento è stata accorpata con quella di Caltanissetta e di Trapani, da più di 3 anni, fra l'altro aspettiamo il decreto di insediamento commissariale. Sì, Agrigento è stata... Con i poteri chiaramente che ha un commissario, senza nulla togliere, ma non ha... Diciamo, non c'è presente. Alla scadenza del mio mandato è stata commissariata, da 2 anni e mezzo che è commissariata, in attesa di questo decreto che sembra dover uscire in maniera imminente e mai esce. Ma lì le Camere di Commercio sono enti ad autonomia finanziaria, non percepiscono un centesimo di trasferimento da parte né della Regione né dello Stato. Sulle loro attività noi non solo gli aspetti della promozione, ma abbiamo partecipato ad esempio a un progetto trasfrontaliero Italia-Malta che è stato finanziato dalla Comunità Economica Europea, importantissimo, siamo rimasti osservatorio qui proprio ad Agrigento, fatto con l'Università di Palermo, cioè un progetto significativo. Allora quello nostro fu finanziato, per intenderci, quello della provincia regionale no, non che ci fosse una competizione, ma quello era il metro della vivacità che questi enti portavano avanti. Tante iniziative che sono veramente svanite nel nulla, senza essere sostituite da nulla, con una gestione commissariale che fa male veramente non solo alle imprese, perché la Camera di Commercio sono la casa e devono essere la casa delle imprese. Era giusto riformarle. Io allora ero presidente, fui il primo a prendere la parola in tempi non sospetti. Eravamo in una riunione di un'Uncamere a Venezia dove dissi che era necessario intervenire con un progetto di riforma. Non sono stato a quel tempo ascoltato, perché io dicevo che era necessario non aprire non aprire altre Camere di Commercio, perché già ce n'erano abbastanza. Invece continuavano ad aprire la Camera di Commercio di Forlì piuttosto che quella di Biella, e secondo me andavano lì un attimino armonizzate, ma certamente arrivare ad accorpamenti che prevedono la Camera del sud-ovest Sicilia, che prevede Catania, Siracusa e Ragusa, o la Camera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, è come non farle, cioè è come non farle, perché si consegnano anche lì a campanilismi piuttosto che a delle gelosie territoriali che fanno male alle imprese e agli enti. E lì abbiamo lasciato allo sbando non solo degli enti camerali, che ringraziando a Dio sono rimasti con del personale validissimo, non solo con del personale ma anche con dei dirigenti validissimi, ma che però hanno un ruolo. Loro sono dirigenti, loro sono dipendenti, funzionari e istruttori delle Camere di Commercio. Il ruolo invece politico, di indirizzo politico, associativo, è cosa diversa, che competeva a chi diciamo così le gestiva. Giusto, sbagliato, criticabili, ci mancherebbe altro, però sono state tagliate senza prevedere nulla. Ultimi minuti dedichiamolo a questa città, Agrigento. Come la vede lei Agrigento? Lei ha anche un'attività ormai da tantissimi anni, la gestisce, quindi riesce
anche a trovare il tempo per fare la sua attività, nonostante queste cariche la impegnano. Una città che aumenta sempre i turisti alla Valle dei Templi, ma che non vediamo, insomma, ci sia una ricaduta nel territorio. Vediamo un territorio sempre abbandonato, le buche strada, la presenza di immondezza, nonostante, dico, gli sforzi dell'amministrazione, dell'assessore. Però ecco, questi flussi turistici enormi che arrivano non incidono nell'economia viva della città, Presidente. Un suo punto di vista da cittadino agrigentino e anche da operatore, insomma, direi siamo andati così bene fino a questo punto. No, lo so, ma qualche minuto alla nostra città dobbiamo dedicarle, insomma, anche perché dico, un altro anno si andrà a votare, già vediamo primi fermenti, nomi che girano, e poi vorrei anche dedicare quest'ultimo scorcio alle elezioni europee. Ecco cosa si ci aspetta. Già sono chiuse le liste, abbiamo 4 agrigentini che concorreranno, noi gli facciamo i migliori auguri alle prossime europee. Ecco, questa Europa che mi sembra che, insomma, tutto sommato noi non vediamo molto presente nelle nostre iniziative. Agrigento è la mia città, è la nostra città, non possiamo che averla e portarla nel cuore. Cioè non toglie che questa amministrazione comunale è encomiabile, è stata encomiabile perché ha avuto e affrontato delle difficoltà enormi. Basta pensare il dover passare dai cassonetti alla raccolta differenziata. Però ci aspettavamo tanto di più, ci aspettavamo tanto di più. È difficile, io non farei mai il sindaco, non in questa città ma in nessuna. La scorsa volta qualcuno così fughiamo il dubbio, l'aveva presa sì, per i capelli, io il sindaco non lo farei non mai, quindi avere questa, non lo farei mai, per cui voglio dire che però da questa amministrazione comunale ci aspettavamo di più. Pur sottolineando tutte le difficoltà del caso, Agrigento merita un'azione più attenta, merita anche una vicinanza da parte della cittadinanza all'azione, diciamo, di governo cittadino sicuramente più attenta e più pregnante. Probabilmente questa amministrazione ha cercato poco contatto con il cittadino in genere, in alcuni casi, soprattutto all'inizio, cercando di chiudersi a riccio in se stessa. Ripeto, è difficile, attenzione, io né ho la bacchetta magica, né intendo dire come si può fare o come si potrebbe fare, perché non è il mio bilancio, ai continuità, non è il mio compito. Io ho fatto per mia grande fortuna il Presidente della Camera di Commercio, e in quei 10 anni posso scrivere libri di difficoltà che si incontrano, quindi bastano le difficoltà che ho incontrato io per andare a fare, quindi non sono la persona giusta per fare il maestrino, né lo voglio fare. È chiaro che la prossima amministrazione comunale, sia che venga confermato il sindaco Filetto, sia che ci sia un'altra amministrazione, deve mettere come prima cosa nella propria agenda il turismo, lo sviluppo turistico di questa città, che è veramente la più bella città dei mortali, ma probabilmente né gli agrigentini in genere né l'amministrazione se n'è in alcuni casi resa conto. Hanno fatto tanto, parliamo di Agrigento 2020, abbiamo sfiorato Agrigento capitale della cultura. Tanto si deve fare, abbiamo combattuto, e qui anche finché sono stato Presidente della Camera di Commercio, per far rimanere l'università, che è importantissima, perché noi scontiamo anche lì un gap infrastrutturale, ma di infrastruttura immateriale, che è dovuta proprio al ritardo dell'insediamento dell'università ad Agrigento. Questo non lo dobbiamo dimenticare e ne dobbiamo veramente lo dobbiamo tenere nel giusto conto. Agrigento merita di più, Agrigento merita un'azione, mi riferisco non alle persone, sarei stupido a riferirmi alle persone, ma come azione, mi riferisco come azione da portare avanti, merita tanto di più, e deve essere un richiamo fatto non soltanto agli amministratori locali, va fatto ai deputati regionali, va fatto ai deputati nazionali, va fatto ai deputati europei. L'altro giorno mi chiedevano di ricordare il nome di un deputato nazionale. A freddo mi viene difficile ricordarlo. No, questo è importante precisarlo,
perché vuol dire che dobbiamo lavorare affinché tutti lasciamo il segno, quindi anche loro devono lasciare il segno. E mi ricollego alla seconda parte, che sono le elezioni europee. E allora noi non possiamo discutere di Europa solo nell'imminenza delle elezioni. Per ora si fanno vedere tutti. Questa fra l'altro è una terra di frontiera che ha avuto nei confronti dell'Unione Europea tante motivazioni da portare gli immigrati, tanti argomenti da portare. Uno sicuramente certo è quello che noi non possiamo uscire dall'Europa, sarebbe un passo indietro veramente che non si può compiere. Sì. È chiaro che i rapporti vanno ridisegnati, non dimentichiamo che l'Unione Europea nasce su iniziativa di Gaetano Martino, voglio dire, nasce dalle mani di un italiano, e quindi noi dovremmo essere tra i paesi diciamo che più devono credere in questo spirito europeo. È chiaro che va regolamentata questo strapotere della Germania piuttosto che lo strapotere della Francia, ma noi dobbiamo rimanere in Europa. Per poter rimanere in Europa vogliamo cominciare a discutere con i nostri deputati europei di progetti, di iniziative, di quello che l'Europa può dare. Quando noi parliamo della programmazione europea, Dio santo, con la programmazione, con la retrocessione, che poi attenzione è una retrocessione, sono soldini che noi paghiamo all'Europa e che poi in proporzione vengono retrocessi. Spesso, sì, facendo la distinzione tra paese obiettivo 1, ma spesso, mentre ad esempio paesi come Malta arrivano a riprogrammare, quindi arrivano a liberare le risorse che non sono state già spese con i primi progetti, noi ancora parliamo di programmazione, di linee guida. Allora, vediamo di essere pronti nell'utilizzare risorse europee, ma ci sono paesi, specie paesi dell'est, quelli che sono diciamo gli ultimi arrivati in Europa, che praticamente si sono infrastrutturati, hanno utilizzato queste risorse, e non è possibile che noi spesso anche lì, e non parliamo per luoghi comuni, spesso nell'utilizzare questi fondi europei, diciamo così, no, ci confondiamo, vuoi per burocrazia, vuoi per, ecco, diciamola alla siciliana, per l'agnusia, non riusciamo ad ottenere non riusciamo anche a recuperare questi fondi che vengono dalla retrocessione. Mancano gli esperti, anche lì è un campo insomma, dove i giovani dovrebbero indirizzarsi. Sempre con l'esperienza della Camera di Commercio, presentavamo i progetti, arrivavano persone che dicevano: scusate, io vorrei attingere al fondo europeo, scusi, ma lei cosa vuole fare? No, dove sono i soldi? No, non è questo il principio che ci deve muovere. Noi abbiamo giovani che, lo dicevamo poco fa, lo accennavamo poco fa, con le start-up, soprattutto con le start-up innovative. Io mi ricordo, ci sono alcuni ragazzi architetti qui agrigentini che fanno le fotocopie in 3D, vuol dire che costruiscono degli oggetti in 3D che sono veramente qualcosa di spettacolare. Il filato che esce fuori dalle bucce d'arancia dei ragazzi catanesi. Allora, noi li abbiamo le opportunità, però non è possibile che spesso il progetto, ecco, facciamo un esempio che è un esempio concreto di alcuni anni fa, veniva pubblicato a luglio con scadenza termine il 3 settembre, quindi si aveva 40 giorni in pieno agosto e dovevi presentare un progetto esecutivo. In 40 giorni in qualunque comune della Sicilia, dal protocollo generale la pratica passa al protocollo dell'ufficio. Quale progetto esecutivo? Non scherziamo, vediamo di diventare anche lì pronti, attenti, convinti che il futuro è nelle nostre mani. Bene, noi ringraziamo il Presidente dell'Assoturismo Nazionale, nonché Presidente regionale della Confesercenti, dottor Vittorio Messina. Abbiamo fatto un'analisi di ciò che è il turismo, una grande opportunità per tantissimi giovani. Coglietela, informatevi, studiate, nella speranza che
insomma anche la nostra provincia, la nostra Sicilia possa andare avanti. Grazie Presidente, le auguriamo tantissimo buon lavoro e grazie ai nostri telespettatori e auguriamo una buona Santa Pasqua anche a lei, considerando che siamo tra qualche giorno c'è la Pasqua. Grazie, una buona serata, ricordo sempre TVA sul canale 92 in tutta la Sicilia, nonché in streaming, e questa intervista la potete trovare anche sul nostro canale YouTube, Facebook e Twitter. Più di questo non si può. Grazie a voi e una buona auguri. serata.